Una cerimonia per premiare concittadini che si sono particolarmente distinti nella vita professionale, nel sociale, nello sport, nella cultura. Si è tenuta sabato 18 maggio nell'Auditorium New Orleans della città delle Cascate la manifestazione che la società operaia di mutuo soccorso di Isola del Liri, presieduta da Domenico Morsilli, organizza ormai da diversi anni. L'evento rientra nelle iniziative del Maggio Isolano e ha l'obiettivo di promuovere il nostro territorio. A ricevere il premio nell'edizione 2024 l'avvocato Cesare Natalizio, l'ostetrica Finisia Quadrini, l'artigiano edile Elio Ferri e il giardino dello sport. Anche quest'anno, nell'ambito del Maggio Isolano, la società operaia ha organizzato una serie di manifestazioni che riguardano la cultura. Abbiamo cominciato con la sfilata del 1° maggio, poi l'apertura di una mostra con 4 artisti isolani, che ringrazio pubblicamente: Mario Morelli, Leone Virgilio, Gianluca Torazio e Giulia Mangoni. Poi abbiamo inaugurato la sala lettura dedicata al maestro scrittore e poeta Bruno Divona, e ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha concesso i locali adiacenti alla sede operaia e la famiglia che ci ha donato tutte le sue opere. Abbiamo organizzato anche un convegno medico e ringrazio il dottor Sperduti Vittorio sull'ipertensione arteriosa. Oggi è la serata conclusiva con la premiazione di 4 nostri compaesani che si sono particolarmente distinti nell'ambito del lavoro professionale, del sociale, dello sport, e sono l'avvocato Cesare Natalizio, l'operatore ditta individuale Ferri Elio, un imprenditore edile nello sport, il giardino dello sport, che sono oltre 50 anni che c'è una struttura che ha allevato i giochi dei ragazzi isolani. E Quadrini Finisia è un'ostetrica in pensione che ha visto tante di quelle nascite dei cittadini di Isola del Liri. Siamo orgogliosi di quello che fa la società operaia. Quest'anno è il 162° anno dalla nascita e quest'anno abbiamo raggiunto oltre 120 soci.